Ed ecco la situazione meteorologica. Si consolida la circolazione anticiclonica sulla penisola iberica, mentre i paesi balcanici saranno interessati dalla discesa di una goccia fredda in quota. Ci saranno quindi condizioni di stabilità sulle regioni tirreniche nord-ovest, fenomeni temporaleschi invece sul versante adriatico e sul Triveneto. In Liguria qualche innocua velatura in transito pomeridiano sul settore centro-orientale, cumuli sporadici sulle vette alpine e appenniniche nelle ore centrali ma senza fenomeni di rilievo. Venti generalmente deboli dei quadranti meridionali con possibili rinforzi da sud-ovest sulle coste savonesi e imperiesi e più diffusamente al largo. Mare poco mosso sotto costa, localmente mosso al largo del Golfo, temperature massime stazionarie sulle riviere non oltre i 32 gradi. Per domani, mercoledì 8 luglio, i previsori della Limete si attendono la comparsa di nuvolosità bassa e regolare sulle coste del Genovese e del Savonese, più serrata in mattinata, mentre sulle altre zone i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi. Nessun fenomeno previsto e rasserenamenti anche sul centro della regione al pomeriggio. Venti deboli dai quadranti meridionali con mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie in aumento nei valori massimi sui versanti padani.